Buongiorno, siamo con l'assessore Gloria Sernagiotto del Comune di Treviso che per il diario di La Voce di Rovigo di quest'anno ha dato il patrocinio. Buongiorno Assessore. Buongiorno a voi e vi ringrazio davvero di cuore per aver portato anche quest'anno questa bellissima iniziativa, ormai attesa da tutti i nostri studenti che già chiedono da qualche giorno quando arriva il diario. Per noi è uno strumento fondamentale sia perché dà un piccolo aiuto alle famiglie perché si trovano ad affrontare all'inizio dell'anno scolastico tanti costi, tante spese, e quindi questo è uno strumento fondamentale per i ragazzi che trasmette anche tanti messaggi educativi e anche un avvicinamento a tutte le meraviglie del nostro territorio veneto, per cui ha veramente tanti elementi positivi e noi siamo felici di sostenerlo e di patrocinarlo, e ringrazio tutti gli sponsor che ogni anno ci permettono di fare questo importante dono alle famiglie. È importante, come le diceva, il fatto che bisogna partire da subito a educare questi bimbi al territorio, ma anche a messaggi positivi. Assolutamente, il tema è quanto mai attuale, anche se a me non piace generalizzare. Ricordo sempre che abbiamo tantissimi bravi ragazzi, più silenziosi di quelli che si comportano magari non sempre in maniera corretta, ma sono la stragrande maggioranza, quelli bravi, quelli che hanno rispetto e amore per se stessi, per gli altri e anche per il territorio in cui vivono. È chiaro che partendo già alla scuola primaria con un diario che è uno strumento quotidiano che i bambini utilizzeranno e che all'interno presenta delle piccole pillole di attenzione all'ambiente, al rispetto e a tanti altri aspetti importanti per la loro crescita, è sicuramente fondamentale per gettare già delle basi importanti per il loro percorso. Presidente Vettori, voi oggi qui per presentare il diario scolastico 2024-2025 che ha molto Treviso al suo interno. Voi perché avete deciso di aderire? Innanzitutto la nostra è una società partecipata di 52 comuni della provincia di Treviso, Destra Piave, e comunque abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa perché, come dice il diario Tutti i colori del Veneto, contribuiamo nel nostro piccolo a far capire ai nostri ragazzi quanto bello è il nostro territorio del Veneto, a partire appunto dalle Dolomiti, che è il colore bianco, all'azzurro del mare, ai parchi, alle colline verdi. Nello stesso tempo però nel diario non si abbandona il focus all'educazione civica dei nostri ragazzi e ai temi rilevanti come possono essere il bullismo e il rispetto dell'ambiente. Ecco, per il rispetto dell'ambiente ci inseriamo noi come ATS, che facciamo capire ai nostri ragazzi quanto importante è la risorsa acquifera. Treviso è una città piena di corsi d'acqua, piena di canali, è meraviglioso, non è facile sicuramente sostenere anche questo tipo di infrastruttura. E voi cosa proponete nel diario? Allora, noi nel diario cerchiamo di insegnare, ovviamente con un piccolo esempio, come si forma una falda acquifera. E una falda acquifera praticamente si forma dopo che la nostra acqua con le precipitazioni meteoriche è passata attraverso un manto ghiaioso per poi fermarsi su un manto impermeabile di argilla, e da lì si estrae praticamente l'acqua che poi viene mandata sugli acquedotti, naturalmente previo controllo e filtri naturalmente, e arriva nelle nostre case. Dottor Martina, voi come consorzio del Bosco Montello siete presenti anche quest'anno nel diario scolastico 2024-2025 per il territorio di Treviso. Cosa proponete? Allora, quest'anno abbiamo proposto una novità perché, come hai detto bene tu, noi ci siamo da sempre, da quando avete iniziato questa iniziativa, scusate il giro di parole, e negli anni scorsi abbiamo parlato del Montello dal punto di vista turistico. Quest'anno, per cambiare un po' il tema, abbiamo parlato un po' degli animali che ci sono nel Montello. Infatti abbiamo curato un progetto nel corso del 2024 installando delle fototrappole sul nostro bosco per scoprire quali sono gli animali che percorrono più i nostri sentieri, e abbiamo avuto anche delle belle sorprese che i bambini scopriranno leggendo il nostro diario. La novità di quest'anno è che abbiamo voluto proprio pensare ai bambini. Spesso le scuole ci dicono che non sanno dove andare a fare magari la gita, quella di un giorno, e spesso devono prendere pullman per fare viaggi lunghi. Abbiamo deciso di realizzare un percorso didattico, è una passeggiata che dura un'ora barra massimo un'ora e mezza per i bambini, in cui in questo percorso, che si chiamerà Percorso Rive degli Angeli,
immerso tra i nostri vigneti e il nostro bosco, abbiamo pannellato con 11 sezioni, sono circa 30 pannelli illustrativi in cui spieghiamo tutto del Montello, dalla storia, dagli animali, la flora, la fauna, l'agricoltura, lo studio delle popolazioni che hanno vissuto in passato e che vivono nei giorni nostri del Montello, quindi una panoramica a 360 gradi sul Montello. Vuole essere quindi una passeggiata didattica, inviteremo le scuole non appena sarà inaugurato, speriamo entro un mese, a percorrerla e speriamo che sia un successo per il Montello, quindi una cosa in più per il nostro Montello. Grazie a voi. Grazie.